Quando ha visto arrivare 3 macchinoni con i vetri oscurati, già era evidente che non si trattava di un cliente qualunque, ma impegnato come era in cucina, nonostante il vetro trasparente consenta di vedere la sala e di essere visti i fornelli, non aveva dato peso alla cosa. Poi ha visto un volto particolare, noto, già visto in TV, ma solo dopo aver chiesto conferma ai suoi collaboratori il dubbio è diventata certezza. Ad un tavolo dello chef Andrea Valentinetti era seduto il regista americano Martin Scorsese, quello di un Oscar, 3 Golden Globe, un Leone d'Oro a Venezia e una Palma d'Oro a Cannes, tanto per capirsi. Abbiamo ricevuto una prenotazione con un nome normalissimo, poi eravamo lì intenti a preparare. Io devo dire la verità, ero strapreso perché avevamo comunque il ristorante pieno a pranzo ieri e quindi ero lì che guardavo le preparazioni, non me ne sono neanche accorto. A un certo punto mi giro e vedo un volto un po' familiare che avevo già visto, no? A quel punto lo chef ha fatto un bel respiro e manco fossero gli ispettori della guida Michelin, ci ha messo il suo consueto impegno e ha servito lui e la sua famiglia come fosse un cliente qualunque. Non sapevamo che venivano, quindi per noi è stata una sorpresa trovarli in tavola, ma come sempre per noi tutti i clienti sono uguali. Finito il lavoro sul set, la troupe ha scelto il locale padovano per il pranzo, evidentemente consigliati da qualcuno vicino al regista americano di origini siciliane. Sono arrivati ovviamente con solite macchine, bodyguard, tutto quello che segue. Ho fatto un menù degustazione a 7 portate, uno dei nostri cavalli di battaglia, che è il menù il mare e la laguna, quindi tutto quello che si riferisce comunque alla tradizione veneta. Ed è stata una bellissima cosa, sono stati contenti, ci hanno ringraziato, persona tranquillissima, era con la sua famiglia, insomma erano in una cena molto tra di loro riservata, quindi anche per noi era massimo riservo, li abbiamo lasciati tranquillissimi, cioè comunque il ristorante pieno, comunque anche gli altri clienti se ne erano accorti, però davvero persone normalissime, squisite. Il prossimo sogno del locale ora potrebbe essere quello di guadagnare una stella di qualità. Il prossimo sogno, una stella. È un altro sogno, non è una stella, ma c'è un altro sogno che probabilmente arriverà nel 2020.